Ammazza 7. In una calda mattina d'estate, un giovane sarto sedeva nella sua bottega cucendo una camicia accanto alla finestra aperta. Era un sartorello qualunque e la sua vita era una vita qualunque, ma sognava sempre la gloria e l'avventura. Un giorno, diceva fra sé, farò qualcosa di importante. Al solo pensiero di una grande impresa gli venne una gran fame e così si tagliò una grossa fetta di pane e la spalmò con uno spesso strato di marmellata di fragole. Dette un morso alla fetta di pane e la poggiò vicino a sé, continuando a cucire. Proprio in quell'istante entrò dalla finestra un nugolo di mosche che puntò direttamente sulla marmellata. «Sciò!» gridò il piccolo sarto e, presa in mano la camicia, menò un gran colpo. All'istante 7 mosche caddero a terra fulminate. «Che stranezza!» esclamò il giovane. 7 in un colpo. Bisogna che la gente lo sappia. Prese ago e filo e ricamò sulla sua cintura le parole 7 in un colpo. «Perfetto», disse. «Ora è il momento di andare in cerca di fortuna». Preparò un involto con delle uova sode, pane e formaggio e se ne andò per il mondo. Non era andato molto lontano quando vide un passerotto impigliato in un cespuglio di rovi. Lo liberò, se lo mise in tasca con garbo e continuò il suo cammino. Dopo aver camminato di buon passo per qualche ora lungo un tortuoso sentiero di montagna, inciampò all'improvviso nella punta di una scarpa enorme. Guardando in su vide un terrificante gigante che lo fissava furibondo. «Mi sei venuto addosso», tuonò il gigante. «Piccolo verme, ho proprio voglia di spiaccicarti sotto la scarpa». «Beh, gigante, mi dispiace di esserti venuto addosso», disse il sarto. «Ma non avresti dovuto piantare il tuo piedone sul mio cammino». E si parò davanti all'omone con aria spavalda e con le mani sui fianchi, in modo che quello potesse vedere la scritta sulla sua cintura. 7 in un colpo, lesse il gigante. «Non ci credo, un omuncolo come te. Ma se sei veramente così forte, vediamo se sai fare questo». Raccolse una grossa pietra e con la sua mano gigantesca la schiacciò fino a farsi scrocchiare le nocche. La pietra si dissolse in polvere che lui sparse con noncuranza sul terreno. «Ma è facile», esclamò il sarto e fece finta di cercare anche lui una pietra, ma approfittando di un momento di distrazione del gigante, cavò di tasca un uovo sodo e lo strinse nel pugno. L'uovo si frantumò in 1000 pezzi. «Puah!» disse il gigante facendo finta di non essere impressionato. «Guarda qua, scommetto che non ti riesce di lanciare una pietra così lontano». E, preso un sasso, lo scagliò giù per il pendio. «Facile», rise il piccolo sarto, ma invece di prendere una pietra, cavò l'uccellino di tasca e lo lanciò in aria. Questo frullò in aria, su, sempre più su, e scomparve fra i rami di un bosco lontano. Il gigante fischiò pieno di ammirazione. Poi invitò il sarto a casa sua per fargli conoscere i giganti suoi fratelli. «Aiutami solo a portare un po' di legna per il fuoco, vuoi?» gli disse, sradicando a mani nude una grossa quercia. «Va bene, gigante, tu prendi il tronco e io porterò i rami». Ma quando il gigante si fu messo il tronco sotto il braccio, il sartorello saltò su un ramo e lasciò che il gigante portasse tutto il peso fino all'ingresso della sua umida caverna. «Ora metto giù il tronco», avvisò il gigante. «Bene, e io metto giù i rami», rispose il sarto saltando a terra. Il gigante e i suoi fratelli offrirono al piccolo ospite un magnifico pranzo e un grande letto per dormire. Ma il materasso era così pieno di protuberanze che al sarto non riusciva di addormentarsi, perciò si alzò e si addormentò sotto il letto. Allo scoccare della mezzanotte venne svegliato dal suono delle voci dei giganti. «7 in un colpo! Gliela faremo vedere noi allo sbruffone!» E levando in alto i loro bastoni, li scaricarono selvaggiamente sul materasso. Rannicchiato sotto il letto, il povero sartino aveva paura perfino di respirare. Poi i giganti se ne andarono e il coraggio gli ritornò. Quando poi sentì che si furono addormentati profondamente, irruppe nella loro stanza, si rizzò davanti a loro in tutta la sua statura e con le mani sui fianchi gridò con quanto fiato aveva:
Così credevate di potermi uccidere, eh? Proprio me, che ne ho ammazzati 7 in un colpo. I giganti si svegliarono di soprassalto e furono così terrorizzati nel vedere il sarto ancora vivo che saltarono fuori dai letti e fuggirono dalla caverna. E fino ad oggi nessuno li ha più rivisti. La gente del luogo fu felice di sapere che i giganti se n'erano andati per sempre e la fama del sarto cominciò a diffondersi nel paese. Perfino il re lesse le prodezze dell'uccisore di giganti. Se riesci ad ammazzarne 7 in un colpo, disse, sarà anche capace di uccidere i 2 orchi che scorrazzano nella foresta reale. Conducetelo da me e lo nominerò comandante dell'esercito. 3 giorni dopo, il piccolo sarto, alla testa dell'esercito del re, giungeva sul limitare della foresta reale. Si tolse la giacca, si arrotolò le maniche della camicia e volle inoltrarsi da solo nella foresta. I 2 orchi giacevano profondamente addormentati sotto un albero. Quando il sartino li vide, si riempì le tasche di sassi e si arrampicò sui rami sopra di loro. Poi lasciò cadere il sasso più grosso sul petto dell'orco più grosso. «Perché diavolo mi hai colpito?» grugnì l'orco al suo amico. «Ah, io non ti ho nemmeno sfiorato», sbadigliò l'altro e si riaddormentò di colpo. Allora il sarto fece cadere un secondo sasso sul secondo orco. «E tu perché mi hai colpito?» brontolò l'altro. «Ma se non ti ho toccato!» Il sarto lanciò un terzo sasso sul primo orco. Con un grido furibondo l'orco si alzò e afferrando l'amico tirò in piedi anche lui. «Questa è la seconda volta che mi colpisci, bue senza cervello!» «Io non ti ho colpito!» strillò l'altro. «Sì che l'hai fatto!» ruggì il primo e sbraitavano e strepitavano infuriati agitando le braccia come pale da mulino. Poi uno di loro sradicò un albero per usarlo a mo' di clava e l'altro l'acchiappò per la vita e lo scaraventò per terra. Lontano, fermi sul limitare della foresta reale, i soldati che udivano quel terribile fracasso e le urla furibonde tremavano al pensiero della sorte del giovane. Al crepuscolo, tutto fu silenzio nella foresta e nel silenzio si udì squillare una voce argentina. «Potete avvicinarvi ora, uomini! L'ho fatta finita con questi rammolliti!» Quando i soldati lo raggiunsero, lo trovarono trionfante con un piede ben piantato su ciascuno dei 2 orchi. La fama dell'ardito sartino dilagò come un incendio. Ma quando il re ne venne a conoscenza, cominciò a temere quell'uccisore di giganti. Che succederebbe se gli venisse in mente di pretendere la mia corona? Pensò, nessuno potrebbe fermarlo. E decise di inviare il sarto a morte sicura. «Voglio che tu catturi il feroce unicorno che ha ucciso così tanti miei soldati. E se riuscirai a catturarlo vivo, ti darò la metà del mio regno e la mano di mia figlia». «D'accordo, maestà», rispose con baldanza il sarto, e presa un'ascia e un rotolo di corda, se ne andò da solo a caccia dell'unicorno. All'imbrunire arrivò al bosco dove l'animale viveva e si inoltrò silenziosamente nella macchia. Per un po' non vide niente, ma poi udì un minaccioso scalpitare di zoccoli. All'improvviso, da dietro un masso apparve l'unicorno. Con un feroce nitrito, l'indiavolato animale abbassò la testa e si preparò a caricare. Si avvicinava, sempre più, a un vertiginoso galoppo. E il suo lungo e aguzzo corno ritorto scintillava ai raggi del sole morente. Proprio all'ultimo istante, il piccolo sarto balzò di lato e l'unicorno andò a sbattere dritto dritto contro un'enorme quercia, rimanendo con il corno incastrato nel tronco. L'animale lottò per un'ora nel tentativo di liberarsi, poi si arrese. Allora il sarto, disincastrato il corno dal legno, gli legò la corda intorno al collo e lo condusse tranquillamente a palazzo. È difficile dire se quello che terrorizzò di più il re fu la vista dell'ardito sartino sano e salvo, o quella del feroce unicorno legato pacificamente nel cortile,
ma doveva mantenere la sua promessa. Il re dunque consegnò la metà del suo regno al giovane sarto e gli diede in sposa sua figlia. In 7 anni ebbero 7 figli e quando il vecchio re morì, l'ardito Sartorello regnò sul paese per il resto dei suoi giorni in pace e senza noie. Il lupo travestito da pecora. Il vecchio lupo era di pessimo umore. Si era fatto male a una zampa ed era immobilizzato su una sedia a dondolo già da una settimana, senza poter andare a caccia. Non c'era più niente da mangiare in casa e il suo stomaco rumoreggiava in modo preoccupante. Per colmo di sfortuna, poi, proprio sotto il suo naso, brucava un gregge di saporitissimi agnelli. Guardò i resti del suo ultimo pasto. Una pelle di pecora sporca e qualche osso già masticato centinaia di volte. Non ha nemmeno più l'odore del cibo ormai, mugugnò e disgustato gli diede un calcio. Ad un tratto gli balenò un'idea meravigliosa. Ma perché non ci ho pensato prima? Se mi travesto da pecora non avrò bisogno di andare a caccia. Dovrò solo intrufolarmi in mezzo al gregge e scegliere l'agnellino grasso che mi piacerà di più. E con un largo sorriso sul muso si aggiustò la pelle di pecora sulle spalle. Verso sera il lupo se ne andò zoppicando sul prato, si intrufolò nel gregge e attese la notte. L'inganno funzionò. E come? Il pastore, non riconoscendolo, lo lasciò entrare nel recinto con le altre pecore vere. Il vecchio lupo teneva la testa bassa e perciò non si accorse del lungo coltello infilato nella cintola del pastore. «È parecchio che la mia famiglia non mangia del montone fresco», stava pensando il pastore provando il filo della lama. «Stasera offrirò loro un festino degno di un re». Con un balzo afferrò l'animale più grosso del gregge e gli tagliò la gola. Quando rivoltò l'animale, si accorse che aveva sgozzato una pelle di pecora, sotto la quale c'era il suo vecchio nemico, il lupo, che se la dette a gambe. Il pastore gli gridò sghignazzando: «Vecchia carogna, ti è andata male stavolta, eh? Stai lontano dal mio gregge, perché se ti acchiappo mi farò un bel rostino di lupo!» Più saggia dello zar. Ogni giorno, nel tragitto dal palazzo alla cattedrale, la carrozza dello zar passava davanti a una povera casa di contadini. Un certo giorno lo zar vide il contadino che, appoggiato allo steccato, fumava la pipa e fece fermare la carrozza per parlargli. L'uomo cadde in ginocchio. «Oh, graziosa maestà, fermando qui la tua carrozza tu rendi a me, alla mia fattoria e alla più piccola zolla della mia terra il più grande degli onori». Lo zar indietreggiò. «Tu non parli come un contadino. Dove hai appreso le buone maniere?» «Mia figlia dice che le parole sono l'unica cosa davvero preziosa che noi possediamo e che perciò dobbiamo usarle bene». «Una ragazza saggia, tua figlia». «Oh, sire», esclamò il contadino, «è l'essere più saggio di tutta la Russia. Non so da chi abbia preso. Io, per me, non ho molto cervello». «L'essere più saggio di tutta la Russia, dici?» ripeté lo zar, arricciandosi lunghi baffi. «Certo, sire». «Più saggia di me?»
Oh, il contadino deglutì. Cosa mai ho detto? Ma lo zar era già risalito in carrozza e si era allontanato a grande velocità. Quel giorno stesso, verso sera, lo zar ritornò. «Ehi, contadino!» chiamò sporgendosi dalla carrozza con un cesto di uova in mano. «La tua saggia figlia può fare qualcosa per me, ma guai a lei se non lo farà. Dalle queste 3 dozzine di uova e dille di farle schiudere per domattina». E si allontanò in una nuvola di polvere. Il contadino rimase come un allocco a fissare il cesto di uova. Erano di un rosso brillante. «Ma che uova sono?» chiese a sua figlia rientrando in casa. Essa ne prese uno in mano e lo soppesò. «Sono uova sode dipinte di rosso. Ecco cosa sono. Non posso farle schiudere». «Oh, lo sapevo che lo zar ci avrebbe puniti. Sta solo cercando una scusa per castigarci». Ma la figlia disse: «Troverò io qualche rimedio, non ti preoccupare». Il mattino seguente, la carrozza dello zar si fermò davanti allo steccato della fattoria. Lo zar guardò fuori e fu preso da un grande stupore. La figlia del contadino, infatti, era nel campo e seminava fagioli bolliti. E mentre seminava, cantava: «Pianto fagioli bolliti quest'anno, ma chissà poi se cresceranno». «Tuo padre mi aveva detto che sei una ragazza saggia», le disse lo zar, «ma devi invece essere un idiota per seminare fagioli bolliti. Che cosa ti aspetti da un simile raccolto?» Esattamente quello che si aspettava il buon zar quando mi ha chiesto di far schiudere delle uova sode, signore. Lo zar arrossì e si affrettò ad andarsene, riconoscendo che la ragazza lo aveva battuto con le sue stesse armi. Quando il giorno dopo il contadino aprì la porta della sua casetta, trovò un rocchetto di filo sulla soglia, insieme a un biglietto da visita dello zar, dai bordi dorati. Il messaggio diceva: «Dì alla tua saggia figlia di farmi 2 vele per la mia nave che salpa domani, o vi manderò entrambi in Siberia». Il vecchio contadino si strappò i capelli. «Oh, cosa faremo, figlia mia?» La figlia si mise il rocchetto di cotone in tasca. «Non crucciarti, papà», gli disse scrivendo qualcosa sul retro del biglietto da visita. «Porta questo messaggio a palazzo». Strappò un ramoscello da un albero di mele e lo mise nella busta. Il suo biglietto diceva: «Sicuramente voi sapete quanto sia povero mio padre. Temo che non possa comprare un arcolaio e un telaio, ma se il buon zar me li vorrà fare con questo ramoscello, io sarò felice di tessere le vele per la sua nave con un solo rocchetto di filo». Quando lo zar lesse il messaggio, scoppiò in una risata. «In fede mia, questa è davvero una ragazza intelligente». E chiamò un messaggero. «Porta questo bicchiere da vino a quella misera piccola fattoria sulla strada a nord. Dì alla ragazza che abita lì che se riesce a vuotare il mare con questo bicchiere prima di domattina, io la sposerò». Quando la ragazza udì il messaggio, rise ad alta voce, prese lo sgabellino che stava sotto il tavolo di cucina e con il cavallo del messo andò fino a palazzo. Inchinandosi profondamente davanti allo zar, si sedette sullo sgabello. «Carissimo zar», disse, «tutta la Russia vi ama e io vi amo più di tutta la Russia. Niente mi farebbe più piacere che compiacervi, ma ho un piccolo problema che mi impedisce di svuotare il mare stanotte». «Ah ah!» esclamò lo zar. «Non sei così intelligente dopo tutto, eh?» «No, non sono affatto intelligente, però io posso vuotare il mare, ma appena avrò finito, i fiumi lo riempiranno di nuovo. Quindi, se voi riuscite ad arginare tutti i fiumi del mondo con questo sgabello,
Io volentieri vuoterò il mare con un calice da vino. Lo zar rise deliziato. Per il cielo, tuo padre aveva proprio ragione. Sei più saggia di me. Ma io sono abbastanza saggio da riconoscere una buona sposa quando ne vedo una. E per provartelo ti sposerò oggi stesso. La fanciulla reclinò il capo da un lato, pensosa. Io accetterò, Altezza Reale, se voi mi farete una promessa. Cosa? Impertinente. Beh, cosa vuoi? Promettetemi che se in qualsiasi momento vi stancaste di me e voleste mandarmi via, mi lascerete portare con me la cosa che amo di più. È tutto qui? Vai a vestirti, ti aspetterò in chiesa. E così la povera figlia del contadino diventò la zarina di tutte le Russie e la coppia visse felicemente per molti anni. Ma invecchiando lo zar divenne scontroso e inquieto e attaccava briga con tutti, perfino con la zarina. Ti credi tanto intelligente, eh? Sbottò un giorno. Beh, allora torna da dove sei venuta e porta con te la tua sapienza. Sono stufo di te, vattene! La zarina fece un inchino al marito e si tolse la corona. Va bene, caro, sia come tu vuoi, ma prima bevi un bicchiere di vino con me. Quando furono portati i bicchieri, lei versò un sonnifero in quello dello zar e un minuto dopo egli era sdraiato sul trono e russava. La zarina fece portare un grosso baule, ci mise dentro lo zar e lo chiuse a chiave. Poi chiamò i servi di palazzo che lo caricarono su una carrozza. La zarina si tolse il suo bel vestito e indossò i suoi vecchi abiti rammendati da contadina. Infine guidò ella stessa la carrozza fino alla fattoria. Quando lo zar si svegliò, giaceva su un materasso di paglia posto sul pavimento di una misera capanna. Cosa ci faccio qui? Come hai osato rapire lo zar di tutte le Russie? Morirai per quello che hai fatto, o donna impudente! Ma, mio caro marito, disse lei alzando gli occhi dal cucito, nel giorno delle nostre nozze, mi hai fatto una promessa, ed era che, se tu mi avessi scacciata, io avrei potuto portare con me la cosa che amavo di più. Ebbene, tu sei quella cosa. Solo allora lo zar capì fino in fondo la fortuna di avere una moglie così saggia e meravigliosa. Vicky e il go-kart magico. Per il suo 6° compleanno Vicky ricevette in dono un go-kart nuovo fiammante. Non vedo l'ora di provarlo, esclamò. Infatti, dopo colazione sfrecciava già per la strada strombettando. Ma poi accadde una cosa molto strana. Il go-kart svoltò all'improvviso in un sentiero. «Ferma, ferma!» gridò Vicky mentre si inoltravano in un campo. Si fermarono contro un enorme pagliaio. «Così impari a non correre tanto». «Un go-kart che parla!» ansimò Vicky. «Oh, io non sono un go-kart qualunque, e questo è un campo magico». Suonò un motivetto con le trombe e nel pagliaio si spalancò una porta. Il go-kart vi sfrecciò dentro. Vicky si guardò intorno. Gli alberi erano rosa e blu. Frutti multicolori pendevano dai rami. «Ne posso cogliere uno?» chiese. «Va bene, ma fai presto». Poi vide un cartello: «Al villaggio dei fuochi artificiali». «Vieni, go-kart, andiamoci!» e via di corsa.
Mentre si avvicinavano al villaggio, il cielo divenne sempre più scuro, finché un razzo enorme esplose sopra di loro, lasciandosi dietro una coda di stelle argentate. Dovunque guardasse Vicky vedeva bandiere, stendardi e lampioncini illuminati. Centinaia di giocattoli facevano ala, agitando dei bastoncini che sprizzavano scintille. Poi Vicky vide una bambola di porcellana in una lucente macchina gialla e un pagliaccio che avviava il motore di un'altra vettura. Guarda! Go-kart! C'è una corsa! Vicky e il go-kart si allinearono alla partenza. Avevano accanto uno scoiattolo con un buffo berretto, affaccendato a pulirsi gli occhialoni. Un soldatino di piombo agitò una bandierina e via! Tutti rombando! Vrum, 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 vrum! Sfrecciarono davanti a una folla di giocattoli plaudenti. La macchina dello scoiattolo si guastò e la bambola di porcellana passò in testa. «Stiamo perdendo!» gridò Vicky, ma il go-kart attraversò un ponte a tutta velocità e si infilò in un tunnel chiamato scorciatoia del tunnel ridente. Una volta dentro il tunnel, Vicky e il go-kart cominciarono a ridere e risero tanto che quando arrivarono alla fine il tunnel tremava tutto. «Siamo al secondo posto!» disse Vicky quando furono di nuovo all'aperto. Con un ultimo sforzo il go-kart sorpassò la bambola di porcellana e tagliò per prima il traguardo. La folla pareva impazzita. «Ho il piacere di offrirvi una scatola di fuochi d'artificio perenni», disse a Vicky un principe burattino. «Che bellezza! Con questi fuochi avrò sempre il garage illuminato!» esclamò il go-kart. Sì, quello fu di certo il compleanno più felice di Vicky. Heidi. Insieme sulle montagne. Quando Heidi si svegliò nella baita del nonno, nella valle suonavano le campane e gli uccellini cantavano felici. Dopo colazione si preparò per andare a far visita alla nonna di Peter. Corse a perdifiato giù per il sentiero finché la piccola casetta non fu in vista. Che strano. Qualcuno è entrato in casa correndo proprio come faceva Heidi. «Sono io, nonna! Sono io, Heidi!» esclamò lei, abbracciando la vecchia signora e coprendola di baci. La nonnina non riusciva a credere che fosse proprio lei finché non se ne accertò con le sue stesse mani che passò sui riccioli di Heidi. Intanto la bambina raccontava della sua vita a Francoforte. «Figuratevi che non ci sono alberi, né fiori, né capre, né montagne, solo grandi edifici di pietra con le finestre chiuse. Per forza, Clara non è mai stata bene». «Anche tu non hai più le tue belle guancine rosa», disse la mamma. «Peter non ti riconoscerà quando torna a casa da scuola». «Oh, io sto bene, sono stata malata di nostalgia, ma ora che sono dal nonno mi sento meglio». Poi, senza dire niente, Heidi prese un libro di canzoni da uno scaffale e ne soffiò via la polvere. «Cosa vuoi che ti legga, nonnina?» chiese alla vecchia signora. «Quello che vuoi, bambina, quello che vuoi, ma sai leggere davvero, Heidi?» «Ecco, qui ce n'è una che parla del sole. Credo che ti piacerà. Il sole dorato illumina il prato e dispensa il suo calore su di noi con amore». Heidi, sai leggere davvero? E Heidi continuò a leggere finché la porta della casetta si aprì e comparve Peter. La bambina felice gli corse incontro e lo abbracciò, e non è vero che lui non la riconobbe. Heidi gli raccontò tutto quello che aveva fatto in città, soprattutto che aveva imparato a leggere. E quando Peter ammise che lui invece non aveva ancora imparato, Heidi gli disse: «Domani andremo su al picco dell'avvoltoio e ti darò la prima lezione. Davvero riuscirai a insegnarmi?» «Certamente, vedrai».
Per tutta l'estate Heidi, Peter e le capre vagarono per l'alpeggio, su oltre la baita del nonno. Heidi vide di nuovo i fiori e gli uccelli e tutte le cose che le erano mancate tanto e per le quali aveva sospirato laggiù a Francoforte. Nessuno al mondo era più felice di lei, ad eccezione forse di Peter. Con l'aiuto della bambina, egli un poco ogni giorno imparò a leggere. Prima le lettere, poi le parole, poi le frasi, finché poté leggere correttamente i libri della nonnina. Poi, un giorno, mentre Heidi stava giocando fuori dalla baita, vide una piccola carovana salire dal villaggio e mise un'esclamazione così acuta che il nonno uscì di corsa a vedere che cosa era successo. «Sono arrivati! Sono arrivati! Finalmente! Guarda, nonno, guarda!» La processione si inerpicava lentamente lungo il sentiero. Davanti c'erano due uomini che portavano una specie di portantina con dentro una fanciulla avviluppata in scialli e coperte. Dietro di loro una signora cavalcava un bel cavallo bianco e per ultimo veniva un uomo che spingeva una seggiola a rotelle vuota ed era carico di cappotti e pacchettini. Quando arrivarono alla baita, Heidi si slanciò verso di loro e baciò la fanciulla seduta nella portantina. Era Clara, la sua amica di Francoforte, e sul cavallo c'era la nonna di Clara. «Che casa deliziosa avete, nonno!» esclamò la vecchia signora smontando da cavallo. «Non mi stupisce che Heidi avesse tanta voglia di tornarci». «Ti piace, Clara?» chiese Heidi tutta eccitata. Clara si guardò intorno sbalordita. Non aveva mai visto niente di più bello. «Posso rimanere qui per sempre?» chiese alla nonna. «Beh, non so se puoi starci proprio per sempre, ma se il nonno è d'accordo puoi rimanere senz'altro per un po'». «Ti prego, di sì!» implorò Heidi. Il vecchio sorrise. «Ma certo che puoi rimanere, Clara». Infine tutti andarono a fare uno spuntino a base di latte e formaggio abbrustolito e restò inteso che la nonna di Clara sarebbe tornata a prendere la nipote un mese dopo. Quella sera, dopo il tramonto, il nonno portò Clara su per la scala fino al solaio dove dormiva Heidi. «Forse sembrerà un po' strano a una signorina come te», disse, «ma credo che ti troverai bene quassù. È come un sogno», disse Clara. «Heidi mi ha parlato tanto del suo letto di fieno e della finestrella rotonda, ma non avrei mai immaginato di poter vedere con i miei occhi tutta la vallata. È proprio come m'hai descritto, sai, Heidi? Solo è ancora più bello. E domani conoscerò Peter e la nonnina e tutte le capre. Oh, sono così felice!» Ma Peter non era contento. Gli pareva che Heidi lo mettesse da parte per Clara e quando al mattino si presentò alla baita consentì di malavoglia ad aiutare Heidi a spingere la sedia a rotelle su per il ripido sentiero. Quando si sedettero a far colazione, la sua gelosia divenne così forte che, non visto, in un impeto di rabbia, si slanciò sulla sedia a rotelle, tolse il freno e le dette uno spintone. La seggiola rotolò per il pendio, sempre più velocemente. In un lampo fu sull'orlo del burrone e precipitò, fracassandosi in 1000 pezzi sulle rocce sottostanti. «Oh, la mia sedia!» gridò Clara inorridita. «Come farò a scendere a valle? Oh, se potessi camminare!» «Ti aiuteremo noi a scendere», le disse Heidi. «Mettimi un braccio intorno al collo e con l'altro prendi Peter sotto braccio. Ora appoggiati bene e noi ti porteremo. D'accordo?» Ma Clara non era leggera e presto si stancarono. «Appoggia bene un piede per terra», le disse Heidi. Clara ubbidì. «Adesso l'altro». Sostenuta da Peter e da Heidi, Clara tentò 2 brevi passetti. «Credo che ce la farò, Heidi». Lentamente, faticosamente, Clara fece un passo, poi un altro. «Cammina
guardatemi! Cammino! Clara si teneva forte a Peter e a Heidi, ma scoprì che riusciva a muovere dei passi da sola. Per la prima volta camminava. Heidi era fuori di sé dalla gioia. Se il nonno e la tua nonna potessero vederti, ora potrai venire con noi in montagna tutti i giorni. Camminarono ancora un po', poi si fermarono per riposare. Il sole scottava e dopo un po', sia per le emozioni della mattinata che per il profumo inebriante dei fiori, si addormentarono profondamente, tutti e tre. Dormirono fino al tramonto, quando il nonno, in pensiero per il loro ritardo, salì a cercarli chiamandoli a gran voce. Heidi si svegliò e corse da lui. «Nonno! Nonno! Clara, cammina!» «Cosa? Ma che dici, bambina? Non è possibile!» Ma sorridendo e sostenendola, esortò Clara a camminare. Lentamente, con attenzione, la bambina compì effettivamente qualche passo. «È meraviglioso!» esclamò il nonno, «ma non dobbiamo esagerare!» E presa Clara fra le braccia, la portò fino alla baita. Subito, il mattino dopo, il nonno disse che avrebbe scritto alla nonna di Clara di venire, perché aveva qualcosa di molto speciale da comunicarle. I giorni che seguirono furono forse i più felici che Heidi avesse trascorso. Ogni mattino Clara si svegliava sentendosi meglio e più forte, e ogni volta riusciva a camminare di più. Passarono diversi giorni. Poi la nonna scrisse che sarebbe arrivata l'indomani con il padre di Clara, il signor Sesemann. Seduti su una panca davanti alla baita, Heidi e Clara aspettavano i loro ospiti. Infine arrivarono. «Come?» si stupì la nonna quando vide Clara. «Come mai non sei sulla tua sedia a rotelle?» Allora, aiutata da Heidi, Clara si alzò in piedi e abbracciò la nonna. Il signor Sesemann rise lì a fissare la figlia con gli occhi pieni di lacrime. «Non mi riconosci, papà? Sono cambiata così tanto!» rise Clara. «Clara!» Sua figlia, abbronzata e piena di salute, i capelli dorati dal sole, gli stava venendo incontro camminando lungo il sentiero. Corse da lei e la prese fra le braccia. «Ma sei davvero tu, mia cara?» «Sì, papà», rise Clara. Poi si fece seria. «La mia seggiola si è rotta su all'alpeggio e così Peter e Heidi hanno dovuto riportarmi a braccia, ma facevano così tanta fatica. Ho proprio dovuto camminare. Dovevo farlo». Heidi, la nonna, il nonno e Peter li raggiunsero. Andarono tutti insieme alla casetta di Peter a festeggiare l'avvenimento. Il rumore delle loro risate si sparse per la valle e trovò eco fra le montagne. Il nonno, intimidito e goffo nel suo vestito migliore, cantò una canzone presa dal libro della nonnina. «Che bella voce avete!» esclamò nonna Sesemann. «Dovreste cantare nel coro della chiesa». E con gran stupore di tutti il nonno rispose: «Penso proprio che lo farò, se mi vorranno. Comunque dovrò portare giù a Dörfli Heidi per la scuola l'inverno prossimo». Solo Peter restava fuori dall'allegria generale. Si sentiva colpevole per aver spinto la sedia di Clara giù dal burrone. «Vieni qui, ragazzo», lo invitò nonna Sesemann. «Voglio ringraziarti perché anche tu hai aiutato Clara a camminare e ti meriti un premio». «No», disse lui quasi in lacrime. «Io avrei dovuto aiutare Clara, invece ho spinto la sedia giù dal burrone perché ero geloso. Non è stato un incidente. Heidi lo sa, ma non l'ha detto perché è mia amica, ma io so di avere fatto male e mi dispiace tanto». Tutto scosso, Peter aspettava la reazione della nonna. «Beh, sì,
Non è molto bello quello che hai fatto, disse la vecchia signora, ma è servito a far camminare Clara, quindi non devi più essere triste, perché anzi le hai fatto un favore. Presto, troppo presto, arrivò l'ora di partire. Il signor Sesemann e la nonna avevano già deciso di portare Clara con loro. Al momento di salutarsi, molte lacrime furono versate, ma la nonna disse che la prossima estate Clara sarebbe tornata a stare col nonno, con Heidi e con Peter, nella loro bella casa, fra le montagne. Il coniglio forzuto. Riuscite ad immaginare niente di più ridicolo di un elefante e un coniglio che fanno il tiro alla fune? Beh, un giorno, parecchio tempo fa, è successo proprio così. Coniglio sfidò elefante. Sono piccolo, ma sono forte quanto te. Naturalmente elefante rise a più non posso con la sua lunga proboscide e continuò a fare il bagno nel fiume. Se domani porta con me una corda, chiese Coniglio, proverai la tua forza contro la mia in un tiro alla fune? Va bene, vai a prendere la tua fune allora, rispose Elefante e continuò ad affilarsi le sue lunghe zanne contro la roccia. Ma prima di andare a prendere la corda, Coniglio fece un'altra visita. Ippopotamo stava facendo colazione sui pascoli alti, come era abitudine degli ippopotami a quei tempi. Fai attenzione a dove ti siedi, disse quando vide Coniglio. Potrei calpestarti per sbaglio. Non preoccuparti per me, rispose Coniglio. Sono piccolo, ma anche immensamente forte, e se ne hai voglia te lo proverò domani in un tiro alla fune. Ippo sbadigliò pigramente. Non mi piacerebbe farti del male, ma se proprio vuoi. E si spostò su un'altra collinetta, avendo ormai completamente spiaccicata la precedente. Il giorno dopo, Coniglio arrivò tutto curvo sotto il peso di una lunga corda. Elefante era già sul posto. Coniglio gli passò un capo della corda e il pachiderma se la attorcigliò intorno alla spessa e grigia proboscide. Ora indietreggia, gli disse Coniglio, e quando la corda sarà tesa possiamo cominciare a tirare. Elefante indietreggiò fino in mezzo alla giungla, proprio mentre Ippopotamo scendeva goffamente verso la pianura. Coniglio diede l'altra estremità della corda a Ippo. Ho lasciato l'altro capo della corda nella giungla. Indietreggia. E quando la corda sarà tesa, comincia a tirare. Ippo legò la corda intorno ai suoi 4 dentoni e serrò forte la mascella. Poi anche lui indietreggiò nella giungla per far tendere la corda. Il tiro alla fune era iniziato. Elefante cominciò a tirare senza troppa forza, per non far male a Coniglio. Ma anche Ippopotamo tirò senza troppa forza, per non far male a Coniglio. La corda vibrava, ma senza molta convinzione. Beh, chi l'avrebbe detto che quel tipetto fosse così forte? Pensò Elefante, e tirò un po' più forte. Ma chi si immaginava che Coniglio sapesse tenere così bene la posizione con quelle piccole zampe pelose? Pensò Ippo, e anche lui tirò un po' più forte. Ah, che succede? Mi ha fatto quasi perdere l'equilibrio, esclamò Elefante. Ora tirerò con tutta la mia forza. Ah, che succede? Mi ha fatto quasi ruzzolare, esclamò Ippo. Farò meglio a usare tutta la mia forza. E così Elefante e Ippopotamo tirarono a più non posso. Tiravano,
grugnivano e sbuffavano, ma nessuno dei due riusciva ad andare in vantaggio. Il tiro alla fune durò 3 giorni interi, con le due grosse bestie ancorate nel punto in cui avevano piantato i loro piedoni. Dapprima Coniglio si divertì allo spettacolo, ma dopo 3 giorni cominciò ad annoiarsi. Allora morsicò la corda. Un enorme crack rimbombò nella giungla allo spezzarsi della corda. L'elefante volò all'indietro e atterrò in un cespuglio pieno di spine e Ippo venne scagliato per aria e atterrò nel fiume fangoso. Ed è per questo che da quel giorno Elefante sradica gli alberi in cerca del forzuto coniglio che ferì il suo orgoglio e il suo posteriore in un cespuglio di ovi. Ed è da quel giorno che Ippopotamo si nasconde nel fiume e si rifiuta di uscire prima che faccia buio. Non vorrei incontrare il coniglio forzuto.